Marco Zabotti, lei è stato l'ideatore e il coordinatore dei tavoli di lavoro della prima candidatura di Pieve di Soligo come capitale della cultura italiana. Qual è l'augurio, l'auspicio che fa per questo nuovo tentativo e quali sono le lezioni, gli aspetti che avete imparato da quella prima esperienza? Io credo che tutto serva, sia stata un'esperienza di straordinario rilievo, nel senso che ha elevato e ha posto Pieve di Soligo e le terre alte della Marca Trevigiana dentro una prospettiva non solo regionale ma nazionale. È il posto che spetta a questo territorio. Io sono un assoluto sostenitore e promotore della bellezza, della forza, dei valori della solidarietà, dei valori di comunità di questo territorio, in tanti ambiti, in tante forme, anche con il recente festival della musica del sacro che proprio prende avvio in questi giorni. Detto questo, credo che oggi, come è stato ribadito durante la conferenza stampa, sia importantissimo che il senso di comunità, le aggregazioni, le reti, le sinergie, le collaborazioni tra gli enti, i soggetti istituzionali, le realtà economiche, le realtà sociali che fanno vivo ogni giorno questo territorio, che donano qualità della vita, che danno senso e prospettiva e forza, siano uniti, ecco, coordinati, sia un progetto che davvero assume linfa dal basso e riesce soprattutto in una prospettiva di futuro che è quella della candidatura del 2028 a dare i segnali davvero di un progetto culturalmente forte, motivato e significativo.